Coronavirus, argomenti locali e nazionali, sport, musica e situazioni in genere sulle quali discutere. Hai la tua da dire? Vorresti condividere il tuo punto di vista? Ogni martedì e giovedì in diretta a Facebook sulla pagina Nova Network San Michele Salentino va in onda Ne parliamo dopo le 18. Un incontro online con tanti ospiti, domande e soprattutto risposte. Seguici e partecipa ogni martedì e giovedì in diretta a Facebook dalle 18:30 Ne parliamo dopo le 18. L'appuntamento della sera di Nova Network. Questo programma è offerto da Frama Arreda, vendita al dettaglio ed ingrosso di arredamenti a San Michele Salentino. Seguici sui social network. Frama Arreda, il tuo sogno ad un prezzo da sogno. Nudisco Deep Records Amsterdam, etichetta discografica indipendente e booking artist. Nudisco Deep Records gmail.com. Seguici su tutti i social network. Mino Pressa intrattenimenti musicali, musica ed animazione per il tuo evento. 392 20 75 790. Mino Pressa intrattenimenti musicali, il divertimento è una cosa seria. Prezioso accessori moda, pelletteria e abbigliamento donna in via Pascoli 23 a San Michele Salentino. Seguici su Facebook e Instagram. Prezioso accessori moda, il tuo stile a portata di mano. Buonasera Londra. Sto per firmare un provvedimento. Sì, certo. Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più l'Italia, non ci sarà più lavoro, non ci sarà più zona protetta, che possiamo sintetizzare con l'espressione Non ce n'è Covid. io resto a casa. Sì, certo. Abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata, siamo stati messi in contatto col Presidente del Consiglio. Sti cazzi. Che cosa vuol dire chiudere i locali alle 24? Siccome dalla protezione civile, dal Dipartimento hanno risposto che ci avevano mandato 700.000 mascherine, allora amici cari vediamo di capirci bene. Non ce n'è Covid. Perché in un teatro possiamo far entrare 200 persone, ma in un matrimonio sono ammessi massimo 30 invitati? Qual è la ratio? Se io volessi fare la mia festa di matrimonio dentro un teatro, quanta gente potrei invitare? Beh, ci vuole veramente una fantasia. Stiamo combattendo il Covid o la cirrosi epatica? Non ce n'è Covid. Facciamoci un sorriso anche in momenti difficili. Allora, buongiorno, anzi buonasera a tutti, bentrovati. 18:34 di questo martedì 24 novembre. Oggi parliamo di musica, come vi avevo già anticipato, sempre qui in diretta nel Ne parliamo dopo le 18. Vi invito a condividere la diretta perché ovviamente più siamo e più ci divertiamo. Ovviamente potete scrivere nei commenti tutto quello che volete. Oggi avremo degli ospiti musicali, oggi ci faremo 4 chiacchiere, oggi ci divertiremo perché ogni martedì e giovedì sempre in diretta qui su Nova Network insieme allo Zio Pipi va in onda in Ne parliamo dopo le 18 e questa è la settimana della musica e come da sottofondo si può già capire che abbiamo qualcuno al telefono perché andiamo a presentare il primo ospite della serata di questo martedì 24 novembre nel programma serale di Nova Network. Abbiamo all'ascolto e avrà qualcosa da dirci. Diamo il benvenuto, anzi il bentornato al nostro Giovanni Chirico. Buonasera Giovanni. Buonasera, ciao. Allora Com'è? Giovanni, tutto a posto. Allora, ben trovato perché tu sei ormai un veterano di qualunque programma noi andiamo ad attivare su Nova Network e questo ci fa piacere ovviamente averti sempre con noi. Ho pensato subito a te quando ho deciso di parlare di musica perché chi meglio di te potrebbe farlo, perché oggi vivere di musica in questo periodo non è molto semplice, però noi ce la mettiamo tutta, Giovanni, o sbaglio? Of course, noi dobbiamo sempre per forza mettercela tutta, anche perché chi si ferma qua, devo dire, è perduto, no? Si dice. Anche se è un detto molto semplice, molto, diciamo così, vecchio, ma alla fine è la verità, insomma, no? Quindi bisogna andare sempre avanti in qualche maniera.
Certo, certo. Allora Giovanni, in sottofondo abbiamo un brano, l'ultimo tuo, tratto dal tuo ultimo album, ovviamente per ovvi motivi non possiamo trasmetterlo, per ovvi motivi. Certo. Allora Giovanni, sassofonista ormai da diversi decenni, però sei un polistrumentista perché ti cimenti sempre in diverse sperimentazioni musicali. Allora, Giovanni, il tuo ultimo figlio musicale si chiama Basis, o sbaglio? Esatto, Basis. Allora, questo nuovo progetto che spazia, poi correggimi se sbaglio, un po' dal jazz al funky, alla musica mediterranea, al rock, ci sono anche delle influenze techno. Che cos'è questo Basis, caro il nostro Giovanni? Di fatto è una storia, ecco, è un po', diciamo, un racconto romanzato questa volta in musica di quella che è di fatto la vita di un musicista. In questo caso direi, ecco, forse proprio la mia personale, che ho voluto in qualche maniera un po' diciamo mettere in forma musicale, no? Quindi per questo si trovano così tantissime cose, no? Quindi non è che possiamo parlare di un disco in stile, ma si parla di un disco che è stato me nel passato e che continuerà ad evolversi, no? Quindi per questo trovi tante robe, no? Trovi la musica mediterranea, trovi le cose meditative, trovi la techno, poi c'è il rock, ma c'è anche in qualche maniera uno strizzo al funk, al jazz, eccetera, eccetera. E questa è la storia di un musicista medio, diciamo così, no? Medio si intende non di cultura, ma medio come successo, no? Quindi io alla fine ho 30 anni, adesso ho fatto il mio primo disco, si spera che le cose vadano bene, chi lo sa, no? Però nel frattempo che è successo? Ho studiato tanto, ho avuto tanti schiaffoni, ho avuto delle piccole gioie e tutto ciò l'ho messo in musica ed è diventato questo primo disco per il momento, anche se proprio in questi giorni sto cominciando a lavorare al secondo. Non ci si ferma mai a produrre musica, perché la musica è la nostra compagna di viaggi. Allora Giovanni, ti faccio una bella domanda, nel frattempo cerco di risolvere dei problemi tecnici perché a quanto pare il video non sta andando e quindi me l'hanno già segnalato, quindi cercherò di risolvere il prima possibile. Allora, hai bisogno di un idraulico? No, non c'è bisogno di un idraulico. Allora Giovanni, soprattutto in questo periodo, no? Tu hai detto è un racconto, fondamentalmente è come se stessi parlando di te con il tuo album, con quest'ultimo progetto. Però in questo periodo, in questa situazione, quanto coraggio ci vuole a fare, vivere e pensare di musica? Non è che ci vuole coraggio, ci vuole proprio pazzia, diciamo così. Siamo davvero in cosa dire? Cioè, almeno credo che sia abbastanza risaputo qual è la situazione attuale, no? A prescindere dalle cose. Purtroppo per la musica è davvero un gran problema in questo momento, no? Perché comunque non si può fare nulla, i teatri sono chiusi, i tour sono chiusi. Io avevo 3 tour quest'anno, tutti e 3 saltati. Cioè, alla fine non si può fare nulla. E di fatto il nostro indotto economico, cioè nel senso, io faccio il musicista sì per passione ma sì anche per lavoro, quindi il mio lavoro è fare il musicista. In questo momento che succede? Diceva la nonna, io pure spingili dietro, no? In San Miterano, nel senso che in qualche maniera devi stare lì, resistere, cercare di andare avanti, proporre il tuo, proseguire nel tuo, non farti prendere troppo dalla disperazione. Certo ci prende per forza, ma in qualche maniera trovare un obiettivo che ci porti, ci continui a dirigerci verso quella che è la nostra, diciamo, strada, in quella che è la nostra strada. Qual è la nostra strada? È quella di fare musica, di fare arte, di creare delle cose, di dare il nostro contributo alla società, di dare il nostro contributo alla musica. Quindi nonostante tutto, nonostante l'economia che manca, nonostante il fatto che noi non ci possiamo esprimere dal vivo, eccetera eccetera, abbiamo un dovere, anche se è da matti, ma il nostro deve essere, secondo me, un dovere morale, quello di voler continuare da questo punto di vista, perché comunque il mondo è fatto anche di musica e soprattutto di musica. Gli uomini sono finiti, la musica è infinita
noi abbiamo questa possibilità di toccare con mano l'eternità e abbiamo il dovere di far vedere questa eternità a tutti gli altri, anche in questi periodi del cactus. Soprattutto in questo periodo poi il tuo dovere che citavi poco fa, no? È come se fosse un dovere morale nei confronti di chi, non solo di chi fa, ma anche di chi rispetta la musica, e quindi di chi ama la musica, e penso che si aggira intorno al 100% dell'umanità, perché fondamentalmente un mondo, come recitava il famoso Ramazzotti, un mondo senza la musica non si può neanche immaginare, fondamentalmente. Esatto. E quindi c'è anche, no, vuol dire, allacciandomi a quello che hai appena detto, anche questo programma, nel senso che questo format, ne parliamo dopo le 18, il nuovo format di Nova Network, oggi, no, tratta un argomento che comunque sta al cuore a tutti, quindi fondamentalmente, purtroppo tu dicevi, il contatto col pubblico, i concerti dal vivo non si possono fare, ecco perché oggi l'intro del programma diceva: oggi parliamo di musica, perché purtroppo la musica, almeno la parola, non riusciranno mai a toglierci, per fortuna, almeno questo. E quindi diamo, no, un piccolo servizio, una piccola valvola di sfogo anche per chi lo fa, non solo per chi lo ascolta e per chi lo segue, per chi si mette davanti a una telecamera, perché anche, soprattutto in questo periodo, molti musicisti, ma non solo, anche DJ e qualunque tipo di artista, nel mondo in cui, no, nel periodo in cui viviamo, si mette in gioco mettendosi davanti a un PC, davanti a un telefonino, e raccontare qualcosa. Quindi questo è lo scopo della musica. Tu ormai tu sei possiamo dirlo, dai, hai superato anche quasi, credo, le 30 primavere, fondamentalmente, sì. E quindi da diversi decenni ormai sei sempre, cioè vivi praticamente in simbiosi con la musica. Come ti viene in mente dico, queste sono le famose chicche da artista che ognuno di voi artisti avete, cioè tu hai, no, una base sicuramente strumentale, perché il tuo ramo è comunque quello, cioè tu, avendo studiato fiati, hai comunque una visione musicale abbastanza dettagliata, però riesci comunque a spaziare su diversi generi, cioè come ti viene in mente, nel senso di fondere diverse, no, come hai detto in apertura, diverse categorie musicali, diversi pensieri, cioè la musica non ha limiti, la musica non ha confini, quindi, Giovanni, o sbaglio? La musica non ha confini, spesso succede che il confine ce lo creiamo da soli, no? Sì. Ed è quello che di solito succede nella musica, non adesso, no? Prendiamo queste parole con le pinze. Ovviamente io sono amo tutti i generi e tutti gli stili, quindi per questo io vorrei suonare sempre tutto, nel senso, non è che cioè, voglio dire, non voglio dire qualche cosa di brutto nei confronti di chi magari decide, perché lo fa con una scelta artistica, no? Di andare verso una direzione ben precisa, e che, diciamo, per quello che mi riguarda, sono così tanto innamorato della musica a tutto tondo da sempre, perché cioè io all'inizio suonavo la chitarra, cantavo hard rock metal, no? Quindi poi, vuol dire, si è passati allo ska, poi si è andati al reggae, poi fai questo, e poi fai quell'altro, e poi il gruppo funk, e poi il gruppo jazz, e poi la musica popolare, e poi suona la pizzica, così. E finora non riesco a dire che ci sia qualche cosa che mi abbia fatto schifo, è che proprio mi piace così tanto tutto, e che proprio è difficile dire di no, come dire, no? E perché, cioè, vuol dire, no, faccio il pezzo rock, ma perché non metterci una frase di musica indiana all'interno? Cioè, vuol dire, che male c'è? Sono così belle entrambe, no? Poi è chiaro che bisogna trovare ovviamente una maniera per sovrapporle, insomma, per metterle per insieme, sovrapporle, per trovare un bel connubio, ecco, e là sta la bravura dell'artista, no? Per non diventare scontato, disordinato e quant'altro, e questo fa la differenza fra un artista che anche sa tanto studiato e un amatoriale, insomma, un dilettante, fondamentalmente. Certo. Devo dire la verità, cioè, io ho studiato in conservatorio, no? Ho preso praticamente 2 diplomi. Sì. Quello che succede in conservatorio spesso, perché il conservatorio alla fine, no, è la nostra accademia, no? L'accademia di alta formazione artistica.
ciò che succede in conservatorio è questa cosa. E, per il fatto che tu devi essere 7 anni, almeno per il sassofono erano 7 anni che si studiavano, no? In conservatorio, 7 anni devi studiare sempre la tecnica, questo, quell'altro, no? Avevi un metodo di studio che ti viene fornito dal tuo maestro, quello e quell'altro. Che cosa succede? Che con il passare del tempo ci si abitua un po' a questo modus operandi e è la nostra accademia. Riuscire a riaprire gli occhi dopo, se tu hai finito il percorso di studio e poi vuoi riaprire gli occhi, non è matematico, perché questa chiusura diciamo lenta ma continua, costante, è come se tu, diciamo, vieni rapito nella Barbagia in Sardegna e sei al buio per 7 mesi, poi a un certo punto ti aprono la porta, no? Non ci vedi praticamente nulla, vedi solo bianco, no? Non riesci a vedere nulla, e alla fine quello che succede in conservatorio è anche questa cosa. Quindi la fortuna mia è che sono San Michelano. Essendo San Michelano sono riuscito ad uscire dalla gabbia. Quindi quella voglia di evadere, no? Anche dagli schemi, ti ha fatto, no? Ti ha dato la possibilità di esprimerti in questa maniera. Giovanni, Basis, i tuoi contatti prima di andare avanti, perché dobbiamo fare anche un bel esperimento fra qualche secondo. Dai un po' di contatti affinché la gente possa seguire sempre i tuoi progetti per ascoltare e acquistare la tua musica. Oh, che carini, grazie. Allora, intanto potete cercarmi sui vari social network come Giovanni Chirico, giovanni.sax da qualche parte, quindi Instagram, Facebook, c'è un sito internet giovannichirico.com dove ci saranno i diversi aggiornamenti delle varie ed eventuali. Il mio disco, che si chiama Basis, poi vi spiegherò se vorrete con calma perché. Lo si trova intanto su Spotify come ascolto streaming gratuito, ma se volete potete anche decidere di acquistarlo diciamo da tutti i digital store, quindi iTunes, Apple se Music. Sei davanti al appunto, PC, Giovanni, linka tutto. Se sei davanti al PC, linka tutto, e ti giro dei saluti. Ci salutano, ci ascoltano sia Ciccio Barletta che Bart, ovviamente, che Bartolo Longo, e ti salutano, sono in ascolto. Se sei davanti al PC, linka tutto quello che hai da linkare affinché rimangano anche all'interno dei nostri commenti del programma. Ma dove lo linko? Nella diretta, Giovanni, nella diretta nel play, oppure attenzione. La tecnologia. Eccoci qua. Sta arrivando un grazioso link. Ok, attenzione. linka tutto lì, e ovviamente nel frattempo, mentre tu stai linkando per i nostri ascoltatori tutti i tuoi contatti, allora, per chi ti conosce sa che sei un strumentista, musicista e strumentista che ha sposato diverse formazioni nell'arco di questi decenni fondamentalmente musicali. Uno degli ultimi, o comunque uno che sta comunque andando avanti, è un progetto che si chiama Les Trois Lézards, che non significa altro che le tre lucertole. Yes. Allora facciamo come Maria De Filippi. Allora, il bello della diretta, io adesso, facendo finta che non ce la siamo programmata, provo a chiamare gli altri 2/3 delle tre lucertole. Sei d'accordo? Attenzione. Allora, tu nel frattempo aspetta in linea. Sto aspettando in linea. Tu nel frattempo continua a condividere tutto quello che hai da condividere. Allora, condivido tu. Condividi tutto. Giovanni è un attimo ok, ecco qui, proprio lo facciamo proprio così, lo facciamo proprio in presa diretta, lo facciamo. Allora, pronto? Ok, abbiamo un'altra lucertola all'ascolto, quindi se prima eravamo in 2 a parlare di lucertole, adesso bisogna infilare anche il terzo, e vado a chiamare anche la terza lucertola. Aspettate in linea. Questa cosa è bellissima, ragazzi. Questa cosa di avere tutto insieme in diretta a chiamare è una cosa fighissima. Allora, pronto? Oui,
Allora, allora, vediamo se ci siamo tutti. Faccio l'appello. Giovanni, ci sei? Io ci sono. Roberto, ci sei? Presente. Pronti? Manu, ci sei? Oui. Allora, abbiamo E allora vai. Allora vai, si vola. Allora ragazzi, in questo momento abbiamo esattamente les trois lézards al completo, ovvero le 3 lucertole al completo, in collegamento con Nova Network. Bonsoir, comment ça va? Buonasera. Comment ça va? Très bien. La pesce. Allora ragazzi, innanzitutto benvenuti tutte e 3 insieme. Penso che per la prima volta, almeno per quanto riguarda la storia delle conferenze telefoniche, penso sia la prima volta in assoluto che vengono fatte una cosa del genere in dei programmi simili, però dove c'è lo zio Pipi non c'è mai un filo logico. Allora, quello che vi voglio chiedere innanzitutto è: perché le 3 lucertole? Ovviamente risponda il più aggressivo, quello che non... Il più veloce. La indovino con una, dai. Allora, perché le 3 lucertole? Faccio io, il più veloce perché già dovevamo trovare molto velocemente un nome di gruppo. Sì. Siccome eravamo 3 già avevamo l'inizio del nome del gruppo, le 3. E poi Lucertole le lézard, perché era collegato a un brano che si chiamava così, che era un valzer che si chiamava già le trois lézards, le 3 lucertole. E poi ci piace immaginare la lucertola, no? Attenzione, attenzione, sento dei disaccordi in linea. Giovanni vuole controbattere? Certo, qui c'è un disaccordo. C'è un disaccordo, attenzione. No. Maria Qua dobbiamo spiegare anche Ciccio Barletta dice che sono meglio di Maria Di Filippi, attenzione. Attenzione, è vero. No, qua bisogna anche spiegare bene che non è che siamo proprio 3. Sì, infatti, no, ho detto all'inizio eravamo 3, ho capito, sì, certo. Però all'inizio eravamo 3, adesso siamo in 4, sì. Dobbiamo spiegare questa cosa del 3 sul 4. Vai. Perché le 3 lézards ma siamo 4? Ah, perché i 3 moschettieri erano 4, per questo. Diciamo Vero. che le 4 lézards forse suonava un po' più, magari le 3 lézards comunque, diciamo che siete in teoria, cioè siete 4 lucertole, però questa sera abbiamo 3 lucertole collegate con una. Attenzione ai pesticidi, non si sa. Diciamo, la quarta lucertola è sempre connessa con noi, però siccome sono in basso tuba fa infrasuoni, quindi diciamo non si sente, l'orecchio umano non la sente. Allora l'altro problema è che la quarta lucertola è molto più bassa. Allora c'è una cosa molto semplice da spiegare, che un tavolo con tre come si dice, 3 piedi è sempre stabile, però uno con 4 c'ha sempre un problema di stabilità, no? Anche questo bisogna dire. È giusto. Roberto, Okay. dinne una tua, dai, manchi solo tu, perché 3 è meglio di 4? Allora, di la tua. No, 3 non è meglio di 4, a parte che sono meglio. Mettiti in un posto dove prenda il telefono. Aspetta, ti dico la classica frase. Fatti un po' più là, vediamo. Ok, ora va meglio, dai. Ok, allora dicevo, già così è terribile, no? Per uno che lo deve pronunciare. Io sono il primo che lo pronuncia male, diciamo. C'è anche un modo di dire francese del sud della Francia, Manu mi confermerà o mi smentirà in diretta, che questo modo di dire è fare la lucertola, e sono quei personaggi, diciamo, che non hanno grandissima voglia di lavorare e vogliono stare tutto il giorno al sole. Quindi come diremmo io e Giovanni, li famose malacarne. O sbaglio, Giovanni? Esattamente. Vedi, siamo giusto arrivati a masseria nuova. Esatto, Nova Network si chiama per questo motivo, Giovanni, quindi si chiama proprio per questo motivo, Esatto. perché ha preso il nome il vecchio nome del nostro paese. Quindi per chi non avesse capito, mi riferisco agli amici del nostro paese, tradotto significa le malacarne, quindi potremmo fare anche altre province, altre cose, però fondamentalmente li scansa fatica.
antiche. Questo è quello che... Eccolo là. Allora, avendo Eccolo rotto là. il ghiaccio di questa bella Maria De Filippata, la classica domanda che ovviamente vi faranno tutti. Il motivo per il quale la prima è stata perché le tre lucertole. Che cos'è questo progetto? Parlando seriamente, che cos'è questo progetto musicale, quest'unione, questo viaggio musicale? Perché fondamentalmente dove c'è musica c'è viaggio, però questo giro banda, se non ricordo, se non voglio sbagliare, cioè se il termine dovrebbe essere questo, perché fondamentalmente è una banda, poi tecnicamente voi potrete correggermi o dare conferma. Che cos'è questo? No, ma ti confermo che siamo una banda di ladri, rapinatori a mano armata. Che cos'è il progetto le tre lucertole fondamentalmente? Il più veloce risponda. No, allora, io posso dire come è nato, perché è nato, poi adesso come si sta sviluppando è anche un'altra storia, però il progetto è nato, è collegato a un gruppo francese che si chiama les Troubles Amour, che è un gruppo in cui ho suonato, no, per quasi 20 anni, no? Abbiamo fatto dei dischi con Anima Mundi, insomma, e abbiamo suonato, siamo molto legati dall'inizio siamo stati legati al Salento, e abbiamo anche questo gruppo, con questo gruppo abbiamo inventato un paese immaginario, no? Che si chiama la Tagighi. Noi dicevamo che la musica che facevamo era la musica popolare immaginaria di questo paese inventato. Quindi il progetto all'inizio dei Trois Lézards è stato creato per continuare questa tradizione, visto che il gruppo Les Troubles Amour ormai non era più attivo, non esisteva più. Il desiderio era quello all'inizio di riprendere proprio questa tradizione del paese immaginario. Va bene? Bello, certo. Poi tra l'altro ho avuto l'onore e il piacere soprattutto in più volte di ascoltarvi anche dal vivo, perché è quello che si spera, no? Si spera sempre che si possa tornare a fare musica nella maniera più tradizionale. Anche perché, diciamocelo, a San Michele non c'è solamente il Circo Orfei che si è fatto casa, ma anche le Trois Lézards si sono fatte casa a San Michele. Quindi siete fatto. Sì, cioè noi ormai quando suoniamo a San Michele, cioè così, ragazzi, è inutile adesso dire il contrario. O facciamo i tour in Francia internazionali oppure ci sono a San Michele, via di mezzo non ce ne sono. Vai, dai, possiamo provare l'Olanda anche, abbiamo dei contatti in Olanda. Ma aspetta, ma tu pensa che noi abbiamo fatto l'ultimissimo concerto prima della quarantena a San Michele e abbiamo fatto il primissimo concerto dopo la quarantena, indovina dove? A San Michele. Yeah. È magico. Allora ragazzi, date il più lesto, il più veloce, il più tecnologico, se lo vuole linkare, date tutti i contatti possibili e immaginabili per seguire questo bellissimo progetto delle Trois Lézards, dove possono seguire, essere aggiornati, ovviamente acquistare se c'è o seguire ovviamente almeno per quello che si può in questo periodo la vostra musica. Date un po' di contatti. Questo è, secondo me, il nostro buon Roberto sta a fare questa cosa. Non è al computer, ci vado subito. Attenzione amici. Arrivo. Attenzione. Amici. Speriamo che dopo questa chiacchierata con voi i nostri follower sicuramente andrà, ci sarà un picco, ci sarà l'unico picco positivo, pesiamo le parole, volevo dire l'unico picco buono, perché unire la parola picco e positivo in questo periodo non è il massimo. Questo link della pagina Facebook, ok, poi yeah. il nostro bellissimo Instagram è questo. Faccio lo spelling, Les Trois Lézards. Quindi non sono le sarde con le alici. No, non sono le sarde con le alici. E abbiamo anche un bellissimo sito web. Che fa... Abbiamo un sito web. Sì, abbiamo un sito web che fa riferimento a WebNode. Domanda al volo, il nostro Giovanni Leo ci chiede: la città dove avete suonato e che vi ha ascoltato in maniera più calorosa qual è stata? Più calorosa? Sì.
Domandone. Una bella domanda questa, eh? No, allora no, ci sono stati diciamo dei momenti importanti. Ma secondo me Sheikh Imon è stato carino, a Tarbes. Sì. Ma questo è il focolaio della Tagighinia, normale. Esatto, abbiamo raggiunto il nostro picco nel focolaio della Tagighinia. Ok, va bene ragazzi. Praticamente in Francia, sui Pirenei, ecco, in questo, diciamo, in provincia di Tarbes, vicino Lourdes, dove andiamo a chiedere la grazia di tanto in tanto. Va bene ragazzi, io vi ringrazio per aver partecipato, vi ringrazio per per essere stati complici di voi stessi affinché si potesse fare questa finta sorpresa fra di voi, perché l'abbiamo provata tipo un'ora e mezza fa, quindi facendo finta che era tutto improvvisato. Vi ringrazio in ogni caso per aver partecipato, grazie per non mollare per quanto riguarda il discorso musica, e spero che non lo facciate mai. E no, anzi scusate, io vi interrompo ancora una volta il Gambarese, volevamo dire che cioè, a parte la cosa mia che farà, ma anche con il Polare Sardo siamo in procinto di metterci incinta a vicenda e quindi di fare un disco anche noi, un vinile. Attenzione, attenzione signori, attenzione, quindi seguiteci perché nelle prossime settimane cominciano ad esserci delle notizie. Quindi seguite le tre lucertole sui loro canali social, perché c'è qualcosa di nuovo, inedito, che bolle in pentola, a quanto ho capito, giusto? Esatto. Allora, giusto. Grazie Giovanni, grazie Roberto, grazie Mano per aver partecipato. Ricordatevi che il Nova Network è anche casa vostra. Quando avete qualcosa da dire, da condividere, sapete dove trovarmi. Ciao ragazzi, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao. E noi andiamo avanti con la musica, andiamo avanti con il programma, andiamo avanti con il secondo ospite, giusto qualche secondo e torniamo a parlare di musica con il nuovo ospite. Restate dove siete. Coronavirus, argomenti locali e nazionali, sport, musica e situazioni in genere sulle quali discutere. Hai la tua da dire? Vorresti condividere il tuo punto di vista? Ogni martedì e giovedì in diretta a Facebook sulla pagina Nova Network San Michele Salentino va in onda. Ne parliamo dopo le 18. Un incontro online con tanti ospiti, domande e soprattutto risposte. Seguici e partecipa ogni martedì e giovedì in diretta a Facebook dalle 18:30. Ne parliamo dopo le 18. L'appuntamento della sera di Nova Network. Questo programma è offerto da Frama Arreda, vendita al dettaglio ed ingrosso di arredamenti a San Michele Salentino. Seguici sui social network. Frama Arreda, il tuo sogno ad un prezzo da sogno. Nudisco Deep Records Amsterdam, etichetta discografica indipendente e booking artist. Nudisco Deep Records gmail.com. Seguici su tutti i social network. Mino Pressa intrattenimenti musicali, musica ed animazione per il tuo evento. 392 20 75 790. Mino Pressa intrattenimenti musicali, il divertimento è una cosa seria. Prezioso accessori moda, pelletteria e abbigliamento donna in via Pascoli 23 a San Michele Salentino. Seguici su Facebook e Instagram. Prezioso accessori moda, il tuo stile a portata di mano. Allora, il viaggio di questa sera in compagnia della buona musica continua. Abbiamo appena salutato le tre lucertole e abbiamo al telefono un altro grande artista che ritorna, anche lui ritorna a parlare sul Nova Network. Diamo il bentornato al nostro Penti. Buonasera Penti.
Oi là, ciao Pibi, grandissimo. Allora, com'è? Dai. Tutto a posto, dai, tutto a posto per quello che Tutto può bene. essere. Eh sì, fin quando c'è musica c'è speranza, o sbaglio Marco? Scusi, Ma scusi, sì, chiedo scusa, ma Penzi. sì, ma sì, alla fine la musica ci porta in lande lontane dalla quotidianità, lontane dal ciò che siamo costretti purtroppo a ascoltare, a vedere in questo periodo così inusuale, così stralunato, diciamo così. Alquanto strano, tra l'altro. Sì, Allora, il progetto Penti è un progetto di, come dire, sperimentazione musicale, perché trattasi fondamentalmente di soundtrack, di colonne sonore, di viaggi musicali nel vero senso della parola, o sbaglio? Sì, l'idea è quella un po' di volevo chiederti musicare, appunto, esatto, che cos'è il progetto Penti? ma l'idea è quella di musicare questo mondo fantasioso, queste visioni, questi sogni spesso che mi vengono la notte, che sono completamente privi di ogni legame con la realtà, forse dovuti a delle letture particolari che ho fatto nel corso degli anni. Sono un appassionato della narrativa, di fantascienza, di Ray Bradbury, e quindi anche un po' di un certo cinema un po' onirico, se così vogliamo dire. Quindi queste visioni che avevo le ho musicate con questo progetto, che viene su ogni tanto, cioè non c'è una costanza, nel senso che viene su in alcuni momenti. C'è un primo disco che è stato fatto nel 2012 e qualche brano sparso qua e là. In questi giorni, credo in queste ultime ore, è uscito un altro lavoro, sbaglio, Run On My Head. Sì. Quindi... Sì, allora, non c'è stato un vero e proprio secondo album, ma ci sono stati una serie di singoli che sono stati lanciati. Quest'ultimo è in collaborazione con un artista della mia zona, Hiro Ai, che ha una voce veramente soave, dolcissima, mi ricorda un po' quella sensualità delle voci femminili anglosassoni, Portishead, Massive Attack, della seconda metà degli anni 90, che ascoltavo tantissimo, quando c'erano ancora i CD, ascoltavamo musica sui CD, appena l'ho ascoltato ho detto, oh, una voce fantastica, ho un pezzo proprio che potrebbe fare al tuo caso, cioè, facciamolo uscire con il progetto mio. Io, guarda, durante il primo lockdown c'è stato uno scambio di file registrati col cellulare, niente di che, e poi una volta che siamo tornati di nuovo un po' a casa, all'inizio di questo autunno, ho detto mandami una registrazione, se riesci, di voce di quel brano lì. L'ho montata, nel frattempo l'avevo aggiustata e l'ho pubblicata online ho avuto, guarda, ti devo dire, tantissimo riscontro, non me l'aspettavo, cioè, tantissimi amici, cioè, tantissime persone, anche altri che non mi conoscevano, mi sono avvicinati, mi hanno fatto i complimenti, quindi tante soddisfazioni. Quindi il viaggio musicale da quando leggevi, ascoltavi, guardavi film del passato, lo continui a fare e lo metti all'interno di questo progetto bellissimo, perché io, lo sai, ti seguo da quando è nato questo progetto, e quindi cioè, nel senso che non è adesso parlo come da appassionato e non come interlocutore con te, quindi è un progetto che spesso io spesso ti ascolto, perché il progetto Penti è un progetto che secondo me è uno stato d'animo, o sbaglio? Cioè, si potrebbe definire anche uno stato d'animo, affinché, cioè, nel senso che la musica comunque è uno stato d'animo, perché ogni volta che ogni stato d'animo corrisponde a un tipo di musica, però una fase
fase relax, un momento pure per un sottofondo per pensare a qualcosa di bello, per qualcosa di serio, o solamente per ascoltare della musica in tutta tranquillità, pensi o sbaglio? Cioè, allora, guarda. Cioè, se è meglio di un massaggio shiatsu, ecco, detto proprio cioè. Guarda, lo stato d'animo di quando galleggi e stai in acqua e fai tipo il morto, non voglio dire fai il morto, se sei morto, fai tipo il morto. Quello stato d'animo là, quando c'hai le orecchie che sono comunque immerse nell'acqua e quindi senti tutto ovattato, però c'è questa sensazione a metà musica, di tranquillità, è un po' sul chi va là della serie ora arriva lo squalo anche se sono in piscina, però c'è la sensazione dove comunque una parte dei tuoi muscoli si rilassano, questo magari è lo stato penti, diciamo così. Ok, l'hai reso alla grande. Voglio farti una domanda, mi viene da ridere alquanto, non dico seria, però una domanda, vuol dire, un po' nostalgica. La musica, no, è un continuo viaggio, si sa, la musica è sempre una continua sperimentazione, un continuo viaggio che ci accompagna durante la nostra vita, quindi la musica è un continuo viaggio e tu di viaggi musicali ne fai da un bel, si può dire da quasi 30 anni o forse pure di più, quindi magari non svelando. Sì, 30 anni, sono hai detto bene. 30 anni di viaggi. Se ci sono, quali fermate li faresti molto volentieri, Pentti? Quali fermate musicali faresti in questo viaggio musicale che dura da 30 anni? Se ci sono, ovviamente. Ma guarda, ti dico con schiettezza le rifarei tutte, nel senso che ogni band, ogni band è legata a un periodo che spesso rivivi magari con dei video, delle fotografie, ti salgono dei ricordi, quindi le rifarei tutte perché sono stati tutti bei periodi, cioè, sì, tutte, dalla band preadolescenza, alla band di mio fratello, alla band del liceo, alla band degli anni universitari, post-universitari, alle cover band, la cover band, i Piper, perché alla fine ne ho avuta solo una, che però se ancora in piedi e va come un treno, ci sarà un motivo. Sì, ci divertiamo, quando ti diverti alla fine va tutto bene, quindi ti dico che le rifarei tutte, cioè nel senso che non c'è qualcuna a cui sono legato in maniera più delle altre. Quindi è un viaggio che rifaresti da punta a capo, cioè dall'inizio alla fine, lo rifaresti completamente. Questo perché poi fondamentalmente ogni fermata ha arricchito quel famoso souvenir che ci portiamo avanti, no? Ci portiamo nella vita e collezionando tutte le esperienze si va a formare la vera maturità artistica fondamentalmente, no? Se dovessi dirlo in maniera quasi da conduttore radiofonico fondamentalmente. Ma anche come persona, sì, comunque ovviamente. sono legati una serie di amicizie, una serie di rotture, altre strade, poi magari ci si rincontra, nel senso che è un percorso che rifarei, percorso fatto di persone, cioè percorso fatto di momenti, cioè nel senso non... Tutto quello che pieno di tutto quello che è la musica e la vita, che poi fondamentalmente viaggiano insieme, può dare fondamentalmente l'insieme di tutto ciò. E in questo periodo purtroppo cioè, non è una domanda, forse è un'affermazione, in questo momento la musica è molto penalizzata da Pentti, perché con i blocchi dei live, con i blocchi di tutto, non ci può essere il contatto, no, diretto con le persone, non si possono fare live, quindi
c'è quel famoso, no, come dicevano anche gli ospiti prima, come diceva Giovanni, c'è quel famoso obbligo morale nei confronti cioè, sia in diritto, no, però c'è quell'obbligo morale che l'artista ha nei confronti di chi ama la musica, quindi non bisogna mai fermarsi. Sì. Allora guarda, io ti dico dal mio punto di vista, nel senso io non riesco a vedere il bicchiere mezzo vuoto, nel senso che gli aiuti statali ci sono stati e sono arrivati tutti, quindi non possiamo nel senso lamentarci di una situazione che non appartiene direttamente all'uomo, nel senso comunque quello che si doveva fare è stato fatto. Penso che sia un momento di stop, un momento di pausa, sia un momento di riflessione, che a volte non si ha la possibilità o la capacità di prenderselo. Questo momento serve per capire, per fare chiarezza su una serie di cose. Parlo di ogni singola persona che esiste sulla faccia della terra, magari dovrebbe fermarsi ogni tanto. Questo è il momento giusto per pensare a magari svuotare il cestino del proprio computer, per così dire. Nel senso, è il momento per capire che strada prendere per arrivare prima in certi luoghi. Io la vedo così, nel senso, non mi voglio lamentare. Bisognerebbe usarla un po' più come riflessione, forse, no? Bisognerebbe meditare un po' un attimino. Marco, se sei davanti... Dimmi, non so, scusa. No, dico che la stiamo menando molto sul discorso serio, poi ci facendo la stretta, facendo un po' di stupid radio. Ti dico che io non ho 5 minuti liberi, che sto su 2 bambini che mi succhiano il sangue, quindi sei un artista anche all'interno, fuori, no? Lontano dalle chitarre. Questo cade proprio a fagiolo, per così dire, nel senso che se non sarebbe arrivato comunque me sarei preso, perché dopo tanto tempo serviva e quindi comunque bisogna fermarsi, se no basta. Vabbè, comunque almeno ti godi le creature, ti godi quello che è la vita, no? C'è un'altra cosa bella che oltre alla musica, no? C'è un'altra cosa bella che ovviamente la famiglia e i figli soprattutto sono musica, quindi è sempre di musica che si parla. Pensi, sono il punk di fine anni 70, se vogliamo dire. E non solo per la capigliatura che si svegliano la mattina. Allora, incarnano a volte lo slogan No Future, quando entro in cameretta loro e vedo questo mare di giocattoli uno sopra l'altro, a volte dici no, vabbè, io lo lascio così, domani ti svegli tutti questi giocattoli a terra, io non faccio niente. Pensi, siccome non so se sei davanti al PC, tra l'altro oggi stiamo avendo anche un po' di problemi di video a quanto pare, meno male che me li stanno anche segnalando, poi andrò a risolvere, eventualmente faremo un altro intervento in un secondo momento. Dai, se sei davanti al computer digitali, altrimenti i contatti per seguire il progetto Penti. Ma guarda, allora dovrebbe essere Penti Music su Facebook e anche su Instagram, Penti Music, così come sto dicendo. Penti Music, oppure e seguire anche qualunque altro tipo e soprattutto progetto seguito ovviamente dal nostro dai Pipers, ovviamente che abbiamo ho lanciato una sfida che spero presto avremo con noi tutti insieme per parlare un po' anche con i Pipers. Pensi? Ma sì. Grazie. Quello va fatto sicuramente. Però la prossima volta facciamo un po' di stupid radio, come bisogna fare un po' di ignoranza pura, bisogna proprio farla ignorante.
Va bene, Penti, io ti ringrazio per aver accettato nuovamente l'invito. Oggi sono molto Maria Di Filippi perché ho fatto anche una telefonata con altre 3 persone insieme, quindi oggi siamo veramente il top, tranne la linea perché sta dando problemi. Io ti ringrazio per aver partecipato nuovamente in qualunque tipo di format Nova Network abbia sposato, tu ci sei sempre stato. Grazie, oltre a ringraziarti, rinnovo l'invito ai nostri ascoltatori a seguire il progetto Penti, quindi se cercate Penti Music sui social network, e ti strappo anche a te una promessa che oltre alla radio ignorante che faremo insieme a tutti i Pipers a formazione completa, tornerai a parlare del progetto Penti. Questa è una promessa che voglio strapparti. Va bene. Ok, allora senza dubbio. Torna al secondo lavoro casalingo che hai, vai a fare un po' di punk con le creature. Ora vado a fare il bagnetto da piccola. Va bene, grazie per essere stato con noi, Penti, e un abbraccio e spero di vederti presto, dal vivo soprattutto. Okay. Spero che questo periodo passi presto. Ciao Penti, alla prossima. Ciao Tibi. Allora, anche per oggi abbiamo concluso questa puntata un po' problematica perché vedo che ci sono stati diversi problemi di linea e purtroppo è la didattica a distanza, ragazzi. La didattica a distanza purtroppo non fa altro che intasare tutte le linee, quindi purtroppo oggi ci sono stati dei problemi tecnici, eventualmente ora me la riguardo, se è il caso di rifarla lo rifaremo e avremo di nuovo gli stessi ospiti di oggi e daremo ovviamente lo spazio che meritano. Da parte dello Zio Bibi è tutto, ci vediamo giovedì sempre alle 18:30 Ne parliamo dopo le 18 nel programma serale di Nova Network. E che vi dirvi, ragazzi, parleremo ancora di musica, restate connessi perché ci saranno grandi ospiti e qualche sorpresa. Che dirvi, buona serata, grazie per essere stati in compagnia, da parte dello Zio Bibi è tutto, ci vediamo in rete, ciao ragazzi. Coronavirus, argomenti locali e nazionali, sport, musica e situazioni in genere sulle quali discutere. Hai la tua da dire? Vorresti condividere il tuo punto di vista? Ogni martedì e giovedì in diretta Facebook sulla pagina Nova Network San Michele Salentino va in onda Ne parliamo dopo le 18. Un incontro online con tanti ospiti, domande e soprattutto risposte. Seguici e partecipa ogni martedì e giovedì in diretta Facebook dalle 18:30 Ne parliamo dopo le 18. L'appuntamento della sera di Nova Network. Questo programma è offerto da Frama Arreda, vendita al dettaglio ed ingrosso di arredamenti a San Michele Salentino. Seguici sui social network. Frama Arreda, il tuo sogno ad un prezzo da sogno. Nudisco Deep Records.